Seconda puntata dedicata al primo premio internazionale di Voci d'Europa, istituito in occasione del 50° anniversario della fondazione del Coro Polifonico Turritano. Ed è proprio da Porto Torres, sede della Kermesse, dalla Basilica di San Gavino, che ascolteremo l'esecuzione dei cori partecipanti. Il coro cantabile arriva dalla Moldavia, si tratta di un coro interamente femminile. L'ensemble è stato formato nel 2009 dalla direttrice Elena Marian, una delle più famose direttrici di coro del paese, che ha deciso di raccogliere la sfida di dare un coro all'Accademia di Studi Economici della Moldavia.